Si è aperto un tavolo, a fronte di questo risultato abbiamo deciso di sospendere e non di revocare il fermo, perché ci sono le condizioni per continuare a trattare con il governo. Sospeso il fermo nazionale dei servizi dal 25 al 29 maggio a seguito dell'intesa raggiunta al tavolo di trattativa tra governo e rappresentanze dell'autotrasporto, al termine del quale è seguito un consiglio dei ministri che ha messo nero su bianco con un decreto legge quanto promesso nella riunione. Concordato inoltre l'avvio di un tavolo permanente al Ministero dei Trasporti finalizzato a proseguire l'analisi delle altre questioni di carattere tecnico-normativo che interessano il comparto e la ricostruzione della Consulta Generale dell'Autotrasporto e della Logistica quale organismo deputato alla definizione delle politiche di settore. A Mestre, un'assemblea pubblica interregionale in cui si è fatto il punto sulle decisioni prese, 300 milioni di crediti d'imposta previsti per gli autotrasportatori. Per un senso civico è stato interrotto il fermo perché comunque il governo ne aveva dato 500 milioni e ha stanziato 300 milioni. Voglio ricordare che i 300 milioni non sono un aiuto alla categoria, ma sono soldi che ci dovevano già essere dati con le accise. Poi la riduzione ulteriore del gasolio andiamo bene noi, andiamo bene anche i committenti perché si abbassa un po' sul costo. Siamo fiduciosi, però vogliamo vedere il decreto, vogliamo vedere il regolamento perché anche a marzo ci era stato detto la stessa cosa con 100 milioni, ma poi non è stato attuativo. Fiduciose ma attente le associazioni degli autotrasportatori, consapevoli del fatto che 300 milioni sono un inizio ma non la soluzione alla crisi che il comparto sta attraversando. Argineranno per un periodo la nostra crisi, non sarà un metodo risolutivo, ma sicuramente un aiuto economico lo è. Prorogato al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, la riduzione sul prezzo del gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina resta a 5 centesimi al litro. Ma dopo 3 mesi di crisi, rileva la CGA di Mestre, il caro gasolio è costato all'autotrasporto 2,1 miliardi. A quasi 3 mesi dallo scoppio della guerra nel Golfo, il prezzo del diesel alla pompa è salito da un valore medio di 1,67 a 1,98 euro al litro, segnando così un più 18,5%. E cosa succederà dopo il 6 giugno lo si capirà nelle prossime settimane. Se come l'ultima volta vengono promessi non vengono dati, si riparte per il fermo. Antenne dritte quindi. Andremo dritti per la nostra strada, però è un senso civico, quindi è meglio sempre trovare un accordo fra le parti.